Questo servizio è offerto da AXA Assicurazioni, agenzia di Este. Per molti è stata la più bella macchina della loro vita. Erano quasi 150, domenica 18 luglio, le intramontabili 500 che hanno potuto apprezzare la bellezza dei nostri paesi. Il percorso, di quasi 40 km, è partito dall'abbazia di Carceri per poi passare per Este, Ospedaletto, Santa Margherita d'Adige, il centro di Saletto, la piazza di Montagnana, Urbana, con arrivo al complesso conventuale di San Salvaro. In una giornata calda, ma finalmente non afosa, le mitiche vetture hanno attratto curiosi di tutte le età nelle tappe del loro percorso e attraversato campi, paesi e luoghi tipici di queste zone che però spesso sono dimenticati o sottovalutati. Serafino Paluan riesce a far girare queste persone nei territori che normalmente non vengono visitati e sono territori che meritano, perché ci sono ville venete, noi abbiamo l'ex monastero di San Salvaro del 1100, quindi riesce a far visitare quei luoghi che normalmente sono un po' emarginati dal punto di vista turistico. Un raduno ormai maggiorenne, visto che è arrivato la 19ª edizione. Da 19 anni che organizziamo questo raduno, sempre con grande successo. Un successo sempre più ampio perché troviamo sempre dei grandi collaboratori che ci accogliono per le premiazioni e facciamo di un evento un grande evento, perché la nostra abbazia, soprattutto il punto di partenza, ha bisogno di essere vista, reclamizzata in modo tale da creare turismo, creare quel passaggio di persone che non conoscono la nostra abbazia per valutarla, rivalutarla e portarla sempre, perché è un grande complesso che deve essere visto. Ma la manifestazione non avrebbe luogo senza la collaborazione delle Proloco, dei comuni e di privati che mettono a disposizione, ognuno nelle proprie possibilità, qualcosa per i partecipanti al raduno. Questa è la 19ª manifestazione che avviene per il terzo anno consecutivo in questa piazza. Riteniamo che questo sarà l'inizio di un altro periodo lungo nella quale AXA sarà sempre presente nella manifestazione. Ormai è una consuetudine che quando Carceri con il presidente passa per Montagnana con questo raduno si ferma, anche perché la piazza è meravigliosa. Le 500 ormai sono macchine che tutti vorrebbero, anni e anni fa le abbiamo messe al macello e invece adesso tutti quanti vorrebbero una 500. Perciò abbiamo deciso come direttivo di offrire anche una fetta di prosciutto crudo di Montagnana. Quindi premi e ricordi per tutti, in questa giornata calda ma perfetta per girare in auto o fuori. Per tutti la 500 è stata la macchina più bella. Oggi le troviamo elaborate, risistemate, decorate o semplicemente originali, più o meno curate, ma sempre soltanto amate da chi le possiede. Io ho avuto la prima 500 nel 1960, oggi che siamo nel 2010 ne ho 18. Io ne ho avute due, la prima aveva le porte ancora controvento e poi ho preso una L, quella che aveva i paraurti rinforzati, diciamo. Sì, qualche anno fa, comunque ricordo tutto come adesso, insomma. È stata la più bella macchina che ho avuto. Negli anni del 18 anni, 20 anni avevamo un amico in compagnia che ci portava via con la 500 blu. Io non avevo ancora la patente e facevamo dei giri meravigliosi, ci sembrava di andare in America a fare la Route 66 quando facevamo 5-10 km con questa macchina piccolissima, che però devo dire mi ha lasciato dei ricordi molto intimi. La 500 è un qualcosa che sarà intramontabile, usciranno tante auto ma l'auto più affascinante sarà sempre la 500. Il cinquino è sempre più di moda e i radunisti lo sanno e lo trattano sempre con amore e passione lungo le strade del nostro bel paese.